Ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è sabato 16 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:14. La luna si leva alle 5:10 e cala alle 20:47. Oggi si celebra Sant'Ubaldo, vescovo di Gubbio e protettore dei muratori. Il nome Ubaldo ha origini germaniche e porta con sé un significato di forza e coraggio. Significa infatti forte soccorritore o spirito audace. Il 16 maggio segna la Giornata Mondiale della Luce, istituita dall'UNESCO. Questa ricorrenza celebra il ruolo cruciale che la luce riveste nella scienza, nella cultura, nell'arte e nello sviluppo sostenibile. Dalle tecnologie laser alla fibra ottica, la luce è il motore dell'innovazione moderna ed è un elemento fondamentale per la vita sul nostro pianeta. Claudio Baglioni compie oggi 75 anni. Mezzo secolo di carriera e successi immortali per il divo della musica leggera. Il suo capolavoro, La vita è adesso, detiene ancora il record di ascolti e di vendita in Italia con oltre 4 milioni di copie. Un artista che continua ad emozionare intere generazioni. Auguri anche a Fiorello che festeggia oggi 66 anni. Rosario Tindaro Fiorello, orgoglio catanese, è il mattatore per eccellenza. Comico, cantante, conduttore e doppiatore. Non c'è campo dello spettacolo che non abbia dominato con la sua travolgente simpatia ed il suo talento unico. E infine Laura Pausini compie oggi 52 anni. Tanti auguri alla regina del pop italiano nel mondo, con oltre 70 milioni di dischi venduti e una bacheca piena di Grammy, Golden Globe e una nomination agli Oscar. Una voce che porta l'orgoglio italiano in ogni angolo del globo. Il 16 maggio 1792 a Venezia veniva inaugurato il Gran Teatro La Fenice con l'opera I Giuochi di Agrigento. Un nome profetico. Come l'uccello mitologico, questo teatro è risorto per ben 2 volte dalle proprie ceneri dopo devastanti incendi, rimanendo però uno dei templi della lirica mondiale e simbolo della resilienza dell'arte. L'aria che respiriamo è sempre stata la stessa? Assolutamente no. All'alba dei tempi l'atmosfera terrestre era composta principalmente da gas leggeri come idrogeno ed elio. Tuttavia, a causa delle temperature elevatissime della superficie terrestre primordiale, questi gas sfuggirono nello spazio. È stato il raffreddamento del pianeta e la comparsa della vita a regalarci la miscela di azoto e ossigeno che ci permette di respirare oggi. Buon weekend ai 12, oggi la luna in toro dà il meglio di sé, seppure non va d'accordo molto con Plutone, ma sicuramente si muove in un territorio a lei congeniale e molto morbido. Vediamo cosa accade. Ariete, per voi la luna oggi è una luna di forte tentazione, di passione, forse arriva proprio in quel momento di stacco di cui avete bisogno proprio per gustare un po' meglio i vostri sentimenti e la vostra realtà col partner. Toro, una luna decisamente molto importante. La quadratura con Plutone vuole indicare semplicemente che i dubbi che avete processato finora probabilmente potete essere, grazie al Sole e al Mercurio, più sicuri di sciogliere semplicemente parlando e chiarendo un po' le vostre incertezze, ma trovando sicuramente una spalla forte. Gemelli, per voi è un momento in cui la luna si fa intuitiva e invece mette in dubbio che alcune cose che stanno per accadere possano accadere. È solo un fattore d'ansia, non preoccupatevi, i desideri stanno per diventare realtà. Cancro, luna amica oggi è una luna che porta una certa solidità, anche se a volte vi fa dubitare di alcune persone che avete intorno. Molto probabilmente dovete rivedere un po' la natura dei vostri affetti. Leone, luna di quadratura oggi peraltro alleata con Plutone. Qualche dubbio per voi, qualche perplessità, qualche difficoltà che vi fa pensare se veramente alcune cose valgono l'impegno profuso. Vergine, per voi è una giornata molto importante oggi con questa luna di trigono poderosa. Avete finalmente raggiunto la convinzione che nonostante alcuni compiti siano abbastanza ardui, avete i mezzi per poterli portare a termine. Bilancia, una giornata oggi che vede un Marte ancora un po' nevrotico, soprattutto per quelli della terza decade, ma che lascia ormai la speranza al fatto che l'ultimo weekend
con un Marte pernicioso, quindi programmate bene la prossima settimana. Scorpione, per voi oggi la Luna è un po' antipatica, alleata con Plutone, tenta un po' di smontarvi alcune certezze, non cedete e soprattutto non rimanete male se il partner proprio non può seguire le vostre esigenze, almeno per questo weekend. Sagittario, una Marte che con i suoi ultimi sprazzi di fuoco sta tentando di rassicurarvi e di farvi portare al termine qualcosa. Capricorno, per voi oggi la luna è di Trigono, è una luna che vi dà delle prospettive romantiche, anche inaspettate e misteriose e conturbanti, in tono col momento della vita che state vivendo. Acquario, una luna che attenta alla grande creatività di Plutone che per adesso avete nel segno, è una luna che vuole dirvi che forse non è tutto oro ciò che luccica. Pesci, per voi oggi la luna ha a che fare con la comunicazione, vi verrà chiarito qualcosa, vi verrà detto qualcosa che, anche se non sarà gradevole, vi spiegherà i comportamenti di qualcuno. Il 16 maggio 2004 San Siro salutava uno dei più grandi geni del calcio, Roberto Baggio. In un'atmosfera carica di commozione, il Divin Codino giocò la sua ultima partita con la maglia del Brescia contro il Milan. Al momento della sua uscita dal campo tutto lo stadio, senza distinzione di bandiera, si alzò in piedi per tributargli un applauso infinito. In inglese esiste l'espressione get the wrong end of the stick, prendere l'estremità sbagliata del bastone. Si riferisce ai vecchi bastoni da passeggio. Se li afferri infatti dalla parte che tocca terra, ti sporchi le mani di fango. Significa quindi aver completamente frainteso una situazione e in italiano abbiamo un'espressione altrettanto colorita: prendere fischi per fiaschi. Orlando il Furioso. Protagonista assoluto del poema di Ludovico Ariosto, Orlando è il cavaliere che per amore della bellissima Angelica perde letteralmente il senno. Scoperto il tradimento di lei con Medoro, la sua rabbia diventa cieca distruzione. La sua follia è così celebre che il suo senno dovette essere recuperato addirittura dalla luna dal cavaliere Astolfo. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che lo ha creato. Prendiamo ispirazione da Einstein e proviamo oggi a guardare le cose da una prospettiva diversa, cercando nuove strade e nuove soluzioni. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi aspetto anche domani per un altro appuntamento dell'Almanacco e tante curiosità. Buona giornata dalla vostra Jaire.